Oggi si discuterà dell'eventuale cronoprogramma del piano, diciamo, di lavoro, e il Ministro Calderoli ha fatto un ottimo lavoro nel rispetto di quello che prevede la Costituzione e la legge approvata. Sono le prime 9 materie comunque che si possono trattare, le prime 9 materie non LEP, e poi ci saranno le altre 14 materie che potremo trattare nel momento in cui saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni. Capiremo quali saranno, diciamo, le proposte del Ministro. Noi siamo assolutamente collaborativi e quindi vedremo di capire quale sarà, diciamo, il piano di lavoro. Io penso una cosa, che innanzitutto sia fondamentale dire che non c'è nessuno scontro, dall'altro tutto quello che stiamo facendo è rispettoso della Costituzione, non si costituiranno 20 ministeri degli esteri piuttosto che di altre materie, perché stiamo parlando semplicemente di alcune funzioni a livello, diciamo, di materie già prestabilite. Faccio un esempio così ci capiamo tutti. C'è una materia che è la protezione civile, noi possiamo chiedere una funzione della protezione civile, quindi resta nazionale la protezione civile, la funzione potrebbe essere quella di far fare ai presidenti di regione le ordinanze di deroga nel momento in cui hanno calamità naturali a livello regionale, significa non attendere le carte da Roma, tutto qua. Il Ministero degli Interni ha deciso di far fare i passaporti agli uffici postali, non è che avremo 20 ministeri degli interni, ma i passaporti li potremo fare anche presso gli uffici postali. Questa è la democrazia, 2.328.000 veneti fisicamente sono andati a votare per l'autonomia il 22 ottobre del 2017, rispettosi della Costituzione. Non ho altro da aggiungere, oggi non esiste un referendum, esiste una richiesta di poter fare referendum, attenderemo in maniera rispettosa quello che deciderà la Corte Costituzionale.